67enne sale sulla gru di un cantiere in centro a Padova e minaccia il suicidio. Ore di tensione, il negoziatore della polizia sul posto. Nel 2012 il protagonista del gesto aveva ucciso la moglie a Noale. Sono deluso, ma mi aspettavo la richiesta di rinvio a giudizio. Il sindaco di Venezia al contrattacco. Nelle carte non c'è nulla, ho fiducia nella magistratura, a volte ho la morte nel cuore per il mio onore. A Venezia con tanto di bara per la via Crucis, risparmio tradito verso Palazzo Ferrofili, ma per il portavoce dei risparmiatori del crack Banche Venete l'ingresso in consiglio regionale è vietato. È morta all'ospedale dopo essere stata rianimata per oltre mezz'ora in strada. Non ce l'ha fatta Jenny Sgaravato, la 48enne travolta sulle strisce pedonali a Quarto d'Altino. Confermati anche per il 2025 le 9 bandiere blu, premiati oggi a Roma la presenza dei sindaci per la città metropolitana di Venezia da Bibione a Sottomarina. Grande successo per la prima edizione della Fiera dello Sport al Parco Urbano di Cavallino Treporti, ospite speciale il campione olimpico Yuri Checchi. Buonasera e benvenuti all'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Allora, come avete sentito dai titoli, gli occhi sono puntati su Padova, dove un uomo è salito su una gru in centro città. Si tratta di una persona che nel 2012 era stata condannata a Noale per avere ucciso la moglie. Ci colleghiamo in diretta con Valentina Visentini per le ultime novità. A te, Valentina. Sì, buonasera da Padova e sono ancora in corso le trattative con il negoziatore che è salito a 20 metri d'altezza sulla gru e ha raggiunto il 67enne Pashk Gelai che dall'1:30 di questa mattina si trova lì sulla gru salito per protesta minacciando di suicidarsi e chiedendo di parlare con la polizia. È stato lui stesso a contattare il 113 dicendo che si voleva suicidare. Qui sono arrivate subito le volanti della questura, le UOPI, le unità di pronto intervento e il negoziatore che per tutto il pomeriggio ha cercato di contattare al telefono l'uomo. Sono stati molto al telefono e pochi minuti fa, circa una ventina di minuti fa, i negoziatori sono finalmente saliti sulla gru dopo che l'uomo si era mosso e aveva camminato pericolosamente sul bordo della gru. Tra le altre cose noi abbiamo poche margini di movimento. Federico Cibotto sta inquadrando la gru perché uno dei nostri microfoni è stato chiesto dal negoziatore per essere portato su in alto, perché tra le richieste fatte dal 67enne c'era quella di poter parlare. Da qui insomma il tentativo di utilizzare tutti i mezzi possibili perché la trattativa vada a buon fine. Sono ancora fermi lì da diversi minuti, stanno parlando da un po', fino a pochi secondi fa c'era anche il drone della polizia che si era levato da terra per controllare le operazioni, seguite anche dal questore di Padova Marco Dorisio qui sul posto, con i vigili del fuoco che hanno già attrezzato tutta l'area antistante il cantiere. Siamo proprio vicino a Prato della Valle, quindi in centro storico a Padova. Il giardino del cantiere è stato attrezzato con materassi e cuscinetti di gomma per scongiurare tutte le varie possibilità. Si tratta di un uomo albanese di 67 anni che nel 2012 era stato condannato per l'omicidio della moglie avvenuto in strada a Noale, la donna accoltellata e poi finita a sassate. Per questo era stato condannato a 14 anni di prigione. Era uscito a fine 2024 e in questo periodo stava scontando una misura di sicurezza che gli consentiva di muoversi dalla struttura protetta dove era ospitato, e proprio in questi giorni questa misura era in fase di revisione e vedremo insomma forse anche da qui il gesto estremo che sta tenendo appunto tutta Padova con il fiato sospeso per vedere come andrà a finire. Ma ricostruiamo la giornata di oggi con il nostro servizio e poi torniamo in diretta con gli aggiornamenti. Ha approfittato del cantiere vuoto per la pausa pranzo, è entrato ed è salito diretto sopra la gru. Da qui ha chiamato il numero di emergenza della questura. Ha detto di volersi suicidare, seduto con le gambe a penzoloni a 20 metri d'altezza, con una corda bianca legata al collo e fissata ad una trave. Ore lunghissime nel cantiere all'angolo tra via Cavazzana e via San Micheli, dietro la Basilica di Santa Giustina, a pochi passi dal centro di Padova. Sul posto sono immediatamente arrivate le volanti della polizia, le UOPI, le unità di pronto intervento e il negoziatore.
È proprio con lui che l'uomo è rimasto a lungo al telefono, voleva e chiedeva di essere ascoltato. Si tratta di Pasko Ghielaj, un 67enne albanese condannato a 14 anni di carcere nel 2012 per aver ucciso la moglie Anè a coltellate e sassate. Il delitto era avvenuto a Noale. L'uomo ha tenuto tutti con il fiato sospeso, tanti curiosi che si sono fermati a guardare, compresi gli automobilisti che hanno rallentato il traffico su via Cavazzana. Numerosi i tentativi di farlo desistere. E intanto continuano le trattative con il negoziatore e gli uomini delle UOP. Qui a Padova è arrivato anche l'avvocato Aldo Pardo, che nel 2012 aveva seguito e difeso l'uomo nel processo che lo vedeva imputato per l'omicidio della moglie. Avvocato, ci può in breve dire che personalità aveva questa persona? Una personalità mite, non era un tipo aggressivo, era frutto della depressione, logicamente. Come si spiega quindi questo gesto? Guardi, evidentemente tutto questo periodo carcerario che ha fatto, l'assistenza con gli esperti eccetera eccetera, ha continuato evidentemente a vivere nella sua depressione. Adesso ultimamente so che era in una struttura, che aveva avuto il permesso di andare a lavorare con il pernottamento però dentro la struttura, che aveva fatto l'articolo 21, e adesso lo ritrovo in queste condizioni. Sinceramente non me lo sarei aspettato, sinceramente. Se potessi parlare forse gioverei a qualcosa. Ho dato la mia disponibilità al questore e alla dottoressa che dirige le indagini. Sono qua in attesa, se mi vogliono. Grazie mille avvocato, quindi questa è la situazione al momento, come vedete dalle immagini del collega Federico Cibotto. Le trattative sono ancora in corso, l'uomo è sulla gru, sotto di lui arrampicati i due negoziatori della questura di Padova. Ovviamente noi adesso restituiamo la linea, ma se ci sono delle novità in corso vi chiederemo la linea per aggiornarvi in tempo reale. Certamente, grazie a Valentina Visentini in collegamento in diretta da Padova con la collaborazione tecnica di Federico Cibotto. Noi ora parliamo dell'inchiesta Palude, perché il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha commentato la richiesta di rinvio a giudizio avanzata da parte della Procura nei confronti di tutti gli indagati. Sono deluso, ma me lo aspettavo, insomma, perché ci voleva tanto coraggio per dire effettivamente dopo anni di inchiesta non abbiamo trovato niente, perché di questo si tratta. Probabilmente si scaricherà sui magistrati la decisione, però insomma penso sarebbe giusto che poi alla fine qualcuno anche rispondesse poi se effettivamente non c'è niente, perché dalle carte non c'è niente. All'indomani della notizia presa dalla stampa della richiesta di rinvio a giudizio nell'inchiesta Palude, il sindaco Brugnaro è amareggiato ma determinato a difendersi. Abbiamo un unico accusatore, addirittura sta signora Bonsignori che lo sosteneva, ha ritrattato tutto e ha detto, io l'ho letto, dovete leggere proprio l'intera dichiarazione di questa qui che dice non è vero niente, ho detto il falso, ero innamorato di lui, l'ho lette l'altro giorno io queste robe. Dico, la credibilità è sotto zero di questa persona, tutto si basa su quello che dice questa persona qua, che ha un interesse evidente di farsi pagare un progetto da 3 milioni. Io più di questo non so, perché non ho fatto davvero niente, questo è il punto. E come fai a giustificare? Cercherò di tenere tutto nell'ambito del processo, perché io sono fiducioso della magistratura, sono certissimo di questo. Semplicemente dico che non lo auguro veramente a nessuno, non auguro a nessuno quello che è successo a me. Il sindaco, appoggiato come sempre dalla maggioranza, andrà avanti senza dare le dimissioni, come invece richiesto dalle opposizioni. So di avere il cuore limpido e pulito, so di aver fatto bene, continuo a fare il mio lavoro, perché ho avuto un mandato importante dagli elettori, ho fatto delle promesse, voglio finire il lavoro che ho fatto, però devo dire che insomma in certi momenti è un po' la morte nel cuore, perché per il mio onore ho fatto tutto. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente Zaia. L'opposizione ha chiesto le dimissioni anche per me, per il Mose, che non ero neanche inquisito, addirittura c'era scritto che ero elemento di disturbo per quelli che si comportavano male. Dico che la legge è chiara e quindi c'è una legge che regolamenta tutti i passaggi della vita amministrativa di una persona, anche se è inquisita o se è condannata. E dopodiché le decisioni che competono alla sfera personale e intima sono decisioni personali e intime nelle quali io non voglio entrarci.
Hanno sfilato per Venezia con tanto di bara per Via Crucis del risparmio tradito verso il Consiglio regionale, ma per i portavoce dei risparmiatori del crack delle banche venete l'ingresso a Palazzo Ferrofini è stato vietato. La bara del risparmio tradito sulla piccola imbarcazione bianca a Venezia che dalle 9 del mattino da Piazzale Roma si dirige verso Palazzo Ferrofini, una via crucis con tanto di funerale del risparmio truffato, dicono i presidenti delle associazioni dei risparmiatori del crack Banche Venete. Obiettivo: ottenere un aiuto dal Consiglio regionale Veneto per un nuovo fondo ristoro integrale. Abbiamo individuato i 3 miliardi, ulteriori 3 miliardi di conti dormienti, quindi non soldi pubblici che sono là fermi, siccome è vero è stato fatto un fondo che però era pieno di insidie e quei pochi che hanno ricevuto l'indennizzo in sostanza hanno ricevuto un 2% degli interessi. Sono le 10, la bara resta fuori in Calle del Pestrin. Alle 10.05 la speranza di ottenere il sostegno del Consiglio regionale si spegne. In breve per loro l'ingresso è vietato. Ne nasce un'accesa disputa. Riferisco in aula che nei privati cittadini che hanno fatto una legittima protesta, cioè qui in Veneto non si può nemmeno protestare dopo lo scoppio delle banche. Il consigliere Arturo Lorenzoni, PD, a fare da tramite iniziale. Lui è uno dei consiglieri firmatari dell'interrogazione presentata nei giorni scorsi a Consiglio e Giunta regionale per capire quali le azioni messe in atto fino ad ora a tutela dei risparmiatori traditi. Per cercare di recuperare quei soldi e di aiutare queste associazioni. Sono veneti che sono stati truffati da coloro a cui avevano posto la massima fiducia, cioè il loro denaro. Nel frattempo, fuori dal palazzo gli animi si accendono. A dare manforte ai portavoci dei risparmiatori anche Gio Formaggio, consigliere veneto di Fratelli d'Italia. L'interesse è trasversale. Sì, il risparmio è trasversale, nel senso hanno perso tutti i loro averi, sia gente di destra che di sinistra, quindi non vedo balcanizzarsi su questioni politiche. Se il governo, la regione, i comuni, chiunque può dare una mano a questa battaglia, che è una battaglia di dignità. Niente da fare, non si entra in Consiglio regionale Veneto e già ci si prepara per la marcia su Roma, dritti dritti verso il governo, anche qui con tanto di bara al seguito e non soltanto. L'appello di Federcontribuenti ai risparmiatori. Se non tornate giù in piazza e ci date una mano a spingere che il governo si muova, date partita persa, cioè chiuso così non vedrete il becco di un centesimo. E in merito al servizio appena andato in onda e all'impossibilità per i presidenti delle associazioni dei risparmiatori truffati dalle banche venete di poter accedere a Palazzo Ferrofini, è arrivata la risposta del presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti che, interpellato, ha risposto che nessun consigliere regionale aveva in anticipo avvertito la portineria che avrebbe incontrato la delegazione all'interno della sede. Ed ora la cronaca, tragedia a Quarto d'Altino, una 48enne è stata investita da un SUV mentre stava attraversando la strada, è morta a poche ore dal ricovero in ospedale. La tragedia ieri sera verso le 18:30, a perdere la vita Jenny Sgaravato, ex operatrice sociosanitaria di 48 anni originaria dell'Alta Padovana, stava raggiungendo la fermata dell'autobus. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine che dovranno accertare le eventuali responsabilità. Anche nel 2025 la città metropolitana di Venezia conferma le bandiere blu per la qualità delle spiagge. Si tratta dei comuni di San Michele al Tagliamento con la spiaggia di Bibbione, di Caorle per Porto Santa Margherita, Ponente, Duna Verde, Brusse e Levante, Eraclea per Eraclea Mare, Jesolo per Jesolo, Lido e Levante, Cavallino Treporti per il Lido, Venezia per il Lido di Venezia e gli Alberoni, Chioggia per Sottomarina e le Dune. E a proposito, rimaniamo sulla costa a Cavallino Treporti per la prima edizione della Fiera dello Sport al Parco Urbano di Cavallino Treporti, una grande festa che coniuga passione e i valori dello sport.
La festa dello sport che organizziamo dal 2016 ha avuto un cambiamento fin dal 2016 perché abbiamo voluto valorizzare lo sport e soprattutto i nostri campioni, e oggi finalmente dopo tanti anni di attesa abbiamo un'area dedicata allo sport che si chiama Parco Urbano, dove ci sono aree sportive e dove oggi per la prima volta abbiamo organizzato la prima edizione della Fiera dello Sport. Si è trasformato in un vero e proprio villaggio dello sport, accogliendo associazioni sportive, atleti e famiglie. Inaugurato lo scorso anno, il Parco Urbano è una sintesi di molte iniziative per dare la possibilità di sperimentare lo sport a 360 gradi e vivere l'esperienza. Una grande festa dello sport, della comunità e del territorio, rinnovata rispetto alle precedenti edizioni. Fiera dello Sport, prima edizione, vuol dire festeggiare gli sportivi del nostro territorio, dare un riconoscimento a queste persone che tanto fanno, che tanto sacrificano, ed è iniziare un percorso in cui la comunità si incontri con i grandi sportivi per capire bene fino in fondo i valori dello sport. Un evento polo di socialità, benessere e partecipazione, e a fare da apripista è stato il campione olimpico Yuri Keki, che dà un consiglio ai giovani atleti. Mettersi alla prova, di trovare un'attività sportiva che li appassioni, che li faccia star bene, e poi di farlo, iniziando sia giovani che meno giovani, cercando di star bene con se stessi. Se poi arrivano risultati tanto meglio, ma non deve essere, secondo me, almeno quello l'obiettivo principale, perché poi arrivano comunque se hai delle doti e se hai delle capacità. Nella mia carriera lo sport mi ha insegnato molto, credo di essere oggi, con tanti difetti che cerco ogni giorno di migliorare, ma con grande fatica, una persona migliore grazie a quello che mi ha insegnato lo sport. Con questo per ora è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata.